Allora, scusate, Cesare Busetto, rispetto ai forconi come si pone Indipendenza Veneta ha preso una linea molto decisa di non appoggiare questa manifestazione, comprendendo comunque benissimo le ragioni di chi protesta, perché chiaramente sono ben comprensibili. Non ha deciso soprattutto per un duplice motivo, perché secondo noi ci sono due errori fondamentali ad appoggiare. Il primo, che appoggiando una protesta del genere chi protesta riconosce un avversario, in questo caso lo Stato italiano, lo Stato di Roma, e quindi noi ci saremmo trovati in una situazione che appunto non ci interessa interloquire, chiedere qualcosa, elemosinare qualcosa. Il secondo errore, altrettanto fondamentale, e vedo anche dai servizi che voi avete mandato in onda, oggi mi sono trovato a Treviso Sud bloccato anch'io, una fila composta, in 10 minuti poi sono passato. Non c'è un progetto dietro, c'è un protestare, però si sente anche delle risposte di queste persone che legittimamente protestano in maniera pacifica. Chiaramente condanniamo la violenza in tutte le forme, non vi è dietro nessun progetto. Questo invece Indipendenza Veneta ha un progetto ben specifico. Ad oggi 153 comuni e 4 province, Padova, Venezia, Treviso e Verona, hanno votato un ordine del giorno a sostegno della legge referendaria 342, e quindi un progetto per l'autodeterminazione dei popoli. Quindi il Veneto può diventare uno Stato, una Repubblica autonoma e indipendente. Questo è un progetto. Sentendo un po', poi raccogliendo, la ringrazio anzi di avermi dato la parola per ultimo, perché così è stato interessante sentire i colleghi e devo dire che ci sono delle cose condivisibili su tutto quello che hanno detto, altre altrettanto meno. La consapevolezza che diceva l'ex sindaco di Padova, noi la vediamo nelle nostre serate, dove per esempio recentemente a Trissino abbiamo fatto una serata da 500 persone, a Santa Maria di Sala lo scorso martedì sono arrivate 250 persone, domani sera a Zevio ci aspettiamo nella sala civica altrettante centinaia di persone. Quindi abbiamo un ascolto di persone che, oltre a protestare, magari saranno anche alcuni che potremo ritrovare in questi point dei forconi, di questi presidi, ma nello stesso tempo vengono ad informarsi, perché c'è un progetto. Quello che vorrei dire ai veneti è che esiste un progetto. Indipendenza Veneta ha un progetto bellissimo, perché è pacifico, legale e democratico. Quindi basta informarsi su questa cosa. Il sentire la protesta fine a se stessa, senza riuscire ad intravedere un benché minimo, devono andare a casa tutti, sì, ma poi tutti a casa dalle banche, sì, ma non è neanche la guerra civile, non voglio neanche immaginarla una situazione del genere. Capisco che il senso di frustrazione noi lo viviamo, perché vi ripeto, tutte le serate siamo fuori praticamente quasi tutte le sere, tocchiamo con mano tutte le sere queste problematiche. Degli artigiani, perché principalmente abbiamo visto sono artigiani, piccoli imprenditori, magari sì, sono evasori come dice Marotta, ma ricordiamoci che in Italia... Non ho detto che sono tutti evasori. No, non ho detto tutti, sto dicendo magari sono anche evasori. Concordo, infatti quando ho detto concordo con qualcosa... Non ho detto tra quelle persone, ho detto parlato in generale. Mi faccio finire, quando si parla di un 70%, se prendo 170 mi viaggia via in tassa, capisce bene che delle volte diventa, e ce ne rendiamo conto, una legge di sopravvivenza. Sono d'accordissimo che sugli evasori totali sarei anch'io veramente non avrei pietà, però... Cosa faceva la Repubblica Veneta? Cosa faceva la Repubblica Veneta? Serenissima, grande. Questo è il motivo, secondo me, molto importante. Cioè, c'è un disagio forte che magari qualcuno cerca di canalizzare in azioni di violenza, ma lo Stato italiano alla fine cosa ne trae da queste proteste? Non c'è assolutamente una conclusione, resterà così.
A me fa un piacere tremendo sentire che siete tutti d'accordo che la struttura burocratica creata da questo Stato italiano ha paralizzato completamente questo Paese. E quindi siete d'accordo tutti quanti su questa cosa? Mi piace che questa convergenza. Per noi il problema è un altro, è che lo Stato italiano è fallito. Se lo Stato italiano fosse un'azienda avrebbe già portato i libri in tribunali, ma da tempo. E non c'è una via di uscita, perché io vi sento parlare e resto un po' allibito perché ci fosse uno che mi dice di voi la soluzione è questa, sì, tagliare, va bene tagliare, ma poi facciamo un esempio solo dei dipendenti regionali che al Veneto li vogliamo confrontare con quelli siciliani? 60.000 contro 3.000, 4.000, forse Marotta mi sa dire il numero esatto, No, però c'è una proporzione che sia più o meno... siamo su questa. Cosa li mandiamo a casa? Non si crea un disagio sociale. Chi mantiene queste persone? Il Veneto paga a Roma un residuo fiscale di più di 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro che potrebbero rimanere qui sul nostro territorio se solo il Veneto fosse uno Stato indipendente. 5 milioni di veneti è la popolazione attuale regionale. Se dovessimo dividere questi 20 miliardi per gli abitanti del Veneto, equivarrebbero a 4.000 euro cada uno. Calcolate solo quanti siamo qui oggi, quanti soldi noi ogni anno diamo allo Stato centrale di Roma per sostenere altre situazioni, per mantenere quel burosauro del quale anche voi ne siete schifati. La soluzione c'è, è l'indipendenza, è l'unica soluzione alla quale, guardate che è una via legale che passa attraverso il diritto dell'autodeterminazione, che è un diritto sancito dalle Nazioni Unite. Non stiamo inventando parlando di favole, stiamo parlando di un principio inalienabile. Prendetevi qualsiasi trattato, qualsiasi codice civile, lei avvocato lo sa meglio di me, quando apre lo trova il principio dell'autodeterminazione ed è addirittura, c'è un passaggio nella nostra Costituzione, all'articolo 10, che l'Italia si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e questa è una di quelle norme. Per quello vi dico e vi esorto a considerare il percorso legale, pacifico e democratico di indipendenza veneta, perché uno Stato indipendente veneto è uno Stato che lo possiamo fare in brevissimo tempo tramite un referendum consultivo che noi ci auspichiamo che la Regione e i consiglieri regionali prossimamente andranno a votare nuovamente la proposta di legge 342, si mettono una mano sulla coscienza e prendano veramente la coscienza di dire questo Stato può nascere o perlomeno partiamo da un referendum. Io non dico che dopo i veneti magari si esprimeranno con un no, saranno contrari, ma è un principio, è un principio di democrazia il fatto che i signori del PD hanno fatto le primarie per eleggere il loro segretario. Allora qualcuno mi spieghi perché proprio le forze soprattutto di centrosinistra, alcune, perché poi in regione c'è chi come Pietrangelo Pettenò da sempre appoggia proprio perché vede nel referendum una delle massime espressioni di democrazia, non dovreste appoggiare all'unanimità la scelta del referendum consultivo.